o in questo caso di un paese. Ecco, io voglio che questo paese diventi veramente il paese della megatopoli. Per fare questo abbiamo in mente un progetto di cominciare a realizzare le piantagioni strutturate, eccetera. Vi chiediamo di avere fiducia non solo in quello che può essere un pensiero o una speranza di un giovane amministratore, ma voglio che a questa fiducia, magari un po' anche incosciente, si affianchi anche un supporto scientifico, pratico, che ci siano delle relazioni e dei supporti agronomici, economici che facciano stare in piedi questo progetto. Il convegno di oggi ha proprio questo scopo, quello di rendere in maniera scientifica e cominciare a fare un dibattito vero, un ragionamento scientifico su questo frutto e sulle opportunità economiche che può dare anche al nostro territorio. Oggi abbiamo con noi anche alcuni rappresentanti della più grossa azienda agroindustriale del Comune di Colonia, che è la cooperativa la cantina sociale. Abbiamo il presidente che saluto, è iniziato un dialogo costruttivo e per il quale spero che possa dare appunto buoni frutti. Io vi auguro un buon lavoro per questo convegno. Vi ricordo che questo convegno fa parte di 2 giorni di manifestazioni che abbiamo voluto chiamare Colonia tra natura e agricoltura, proprio indicare che la natura di questa pianta può diventare agricoltura, cioè diventare veramente produzione, e domani ci sarà una bella manifestazione in piazza, la nostra sagra diciamo paesana, dove appunto ci saranno tanti bei eventi. Ringrazio il Ministro dell'Agricoltura che ha contribuito a questa manifestazione, al quale siamo tutti grati. Chiudo ringraziando la presenza anche di Luca Baggio, che è stato sindaco per 10 anni di Liege Pio X, e domani l'Avis e anche l'amministrazione faranno una raccolta fondi per il disastro di Vallà e cercheremo